e probabilmente sarà il video più inaspettato di tutto questo 2026, perché devo darvi una notizia. Ebbene ragazzi, eccoci qui, nuovo video qui sul canale e probabilmente sarà il video più inaspettato di tutto questo 2026, perché devo darvi una notizia. Tranquilli, non mi ritiro dal mondo del karting, vi romperò ancora le scatole per un bel po' di tempo, budget permettendo ovviamente. Ma andiamo con ordine. Chi mi ha seguito nell'arco degli ultimi 2 anni sa bene che non ho corso più di tanto. L'ultima gara di un campionato vero e proprio risale al KZR del 2024. Era la di Trento, si correva con i Brix ed è finita in questo modo. Già, da lì più niente, principalmente per motivi di budget, fatta eccezione per un paio di gare come per esempio la NASCAR del dicembre dell'anno scorso e il trofeo Ayrton Tenka sempre dell'anno scorso. Apro e chiudo parentesi, correrò anche quest'anno, sono aperte le iscrizioni, sentite il buon Roberto Tiozzo, cercate RobyLol su Instagram per avere tutte le informazioni del caso. E voglio vedere come andrà a finire perché c'è una variabile quest'anno, ma non vi spoilerò niente. Appunto ho corso soltanto gare spot, diciamo gare singole fini a se stesse, e in questi 2 anni mi è mancato veramente tanto avere l'adrenalina di un campionato, il giocarsi i punti. Chi mi segue sa che ho pubblicato uno shorts o comunque un contenuto verticale su tutti i miei social, per cui seguitemi su Instagram, TikTok e tutte le altre piattaforme, dove dicevo i miei buoni propositi kartistici per il 2026 che è iniziato da poco, e uno di questi era il fatto di tornare un po' più spesso in pista, quindi correre un campionato. Diciamo che sul piatto le opzioni erano tante, tra il tornare negli amici del Kartri Veneto, fare l'RKC Asi Nord-Est, insomma di carne sul tavolo ce n'era tanta. Però poi mi è arrivata una proposta che non potevo non rifiutare, ovvero dagli amici di Futura Corse, che quest'anno stanno lanciando il loro primo campionato nella zona nord-est. Diciamo che l'universo di Futura Corse è sempre stato quello dell'Emilia Romagna, solo in tempi recenti si è espanso anche a Toscana, Lombardia, Piemonte e così via, e in futuro anche al sud Italia, ma mancava appunto il tassello del nord-est. Ebbene, quest'anno ci sarà un nuovo campionato che si chiama Campionato Karting Veneto e correrò lì. Ebbene sì, correrò il mio primo campionato rental dopo tanto tempo. Le iscrizioni sono ancora aperte, vi lascio ovviamente tutti i link a Futura Corse in descrizione e vi dico solo una cosa: ci saranno 2 gare outdoor, 2 gare indoor e 2 gare miste, per cui sarà anche abbastanza eterogeneo per quanto riguarda la composizione del calendario. Una gara al mese, e vi dico subito che le prime 2 tappe sono in 2 luoghi iconici del mondo del karting, il South Garda Karting e Jesolo, per poi andare alla B-Karting, ritorno a Pordenone, per cui è da un bel pezzo che non giro lì, la pista è anche cambiata se non ricordo male, i kart sono stati cambiati, per cui sarà una bella sfida capire come sarà adesso la pista. Ritorno alla Big Karting e finale di stagione a Pordenone. Comunque un campionato molto completo dal punto di vista dei kartodromi e che saprà veramente esaltare chi sa andare forte un po' dovunque. Io ci arrivo in una condizione fisica molto particolare che scoprirete nel video che uscirà in concomitanza con il Memorial Ayrton Tenka, e vi spiegherò anche che cosa è successo nell'arco dell'ultimo anno, perché è stata una cosa clamorosa. E vi dico una cosa, in ballo ci sarebbe anche un secondo campionato, però lì è un po' legato al budget, per cui se avete un'attività e volete sponsorizzarmi trovate la mia mail qui giù in descrizione, ve la lascio anche qui sotto in sovraimpressione, per contattarmi se volete supportarmi, una collaborazione o comunque un modo per farmi arrivare a correre un campionato decisamente molto chiacchierato e decisamente prestazionale. Vi dico solo questo. Che dire, sono contento di tornare finalmente operativo in un campionato, non vedo l'ora di iniziare, veramente mi mancava tantissimo la sensazione che solo le gare di un campionato ti possono dare, l'adrenalina, l'arrivare lì, il cercare di dare il 100% per portare a casa i punti e magari giocarsi qualcosa di importante. Per questo breve video è tutto, ci tenevo a farlo anche perché da un bel po' che non pubblico video, diciamo, formato tranquillo così, proprio rilassato, senza script, senza niente, come viene,
bene. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, supportate il canale, seguitemi su tutti gli altri social, che poi arriveranno anche contenuti un po' più strutturati, quindi di carne al fuoco ne arriverà e noi ci vediamo in pista. Mi raccomando, seguite anche Futura Corse per tutti gli aggiornamenti su tutto il loro universo, letteralmente, e soprattutto per iscrivervi al campionato Karting Veneto. Dal vostro Max è tutto, flat out, e ci vediamo nei prossimi video.